15 petardi fatti esplodere in autobus e lanciati dai finestrini verso le persone. Il video caricato sui social per ottenere like e visualizzazioni. Il fatto accaduto a bordo di un autobus MOM nella zona di Montebelluna risale alla metà di aprile. I 4 ragazzi autori del gesto, molto probabilmente minorenni, hanno cominciato inizialmente a creare trambusto all'interno del mezzo e poi fatto scoppiare i petardi lungo il corridoio e fuori dai finestrini all'altezza delle fermate, provocando paure e rabbia tra i passeggeri. Un atto pericoloso che avrebbe potuto ferire le persone o provocare un incendio al suo interno. Questa volta i bulli hanno agito con uno scopo ben preciso: importunare l'autista e filmare il tutto per ottenere un po' di notorietà sul web. L'autista MOM, fermato il bus, è andato personalmente a rimproverare i giovani minacciando di chiamare le forze dell'ordine se non avessero smesso. Questi di tutta risposta gli hanno riso in faccia, filmando anche il conducente a sua insaputa. Il video è stato pubblicato dai ragazzi su TikTok e Instagram, raggiungendo oltre 90.000 visualizzazioni. Il conducente, involontariamente protagonista del video virale, ha denunciato il fatto ai carabinieri di Treviso. È l'ennesimo atto di vandalismo sui mezzi di mobilità di marca, che fa riflettere sul più ampio tema della violenza e dei fenomeni di aggressione di cui sempre più spesso i giovani si rendono protagonisti. Dall'amministrazione di Treviso possibili soluzioni per arginare questo tipo di fenomeno. Treviso ha la caratteristica di essere un comune capoluogo, tanto più se parliamo di episodi nei mezzi pubblici, i ragazzi possono provenire da qualunque altro comune. Noi proprio alla fine di questo mese faremo il punto su un progetto di educativa di strada che abbiamo promosso a inizio gennaio con gli altri comuni del nostro ambito, quindi con i 37 comuni, incidendo in diverse sedi. Faremo il punto con tutti i comuni proprio per decidere che tipo di progettualità insieme portare avanti a metà tra il sociale e le politiche giovanili. Operatori dei servizi sociali scesi in strada e nelle piazze, luoghi non istituzionalizzati dove sempre più di frequente i ragazzi si ritrovano. Verifichiamo i dati raccolti, verifichiamo cosa ci dicono gli operatori, li leggiamo con i comuni, servizi sociali e politiche giovanili insieme e da lì decidiamo quale nuova progettualità sperimentare sempre nell'ambito dell'educativa di strada.